Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. Saluti a tutti gli amici di EIA TV, con questo più nuovo di Cosas Bellas. Oggi sono venuto in Bizzi, dunque in Sabarbaggia de Nugoro, su Monte Bannitto e questo del suo buono cammino. Sabida con i domus antigas in pedra e cresce come un bello anfiteatro umano. Ma noi siamo venuti noi in Bizzi, perché questo è sul luogo del suo canto a tenore e in noi antivatto un museo multimediale che conta tutti gli spantos di questa pratica di canto a quattro voci e a quattro parti. E dunque con Francisco Coloro che sapetta in suo museo e usa conosce meglio su questa possibilità di questo canto che è a Regina Longa posta in noi in Bizzi e in tutta questa Sardegna del suo canto a tenore. Andiamo su un pari. E io so cosa chiama Scarviore che abbandona rete del giardino prodiva che te possesso. E entrato dunque senza domo della cultura, dunque sul museo multimediale del suo canto a tenore, in Bizzi, poi da questo est. E come si entra da in noi c'è scritto Bizzi sa città del suo canto a tenore. Poi te noi c'è la tradizione manna, no? Esatto, la tradizione vizzichese è una tradizione importante del suo canto a tenore. I Vizzi hanno avuto la fortuna di avere un gruppo che già più o meno 50 anni fa che ha muovito i primi passi e diventando un gruppo, diciamo, gruppo faro del canto a tenore. Quindi è un gruppo che ha conoscere il canto a tenore in tutto il mondo, ha cantato su scambi continenti e quindi grazie a questo gruppo, il gruppo del Munneloco, ammentamolo, Zaide Vizzi è diventato un pacco, l'epicentro del suo canto a tenore, che non cade nuda a Sosatero Locos in Sardegna che mantiene una forte tradizione del canto a tenore, assolutamente. Però Vizzi ha cominciato con una formazione del professionista, cioè le gente che cantaia da tenore in cada luogo, dunque non solo in Vizzi, ma a Trallacca, a Travidas e tutto canto. E dunque da Daniele Cosselli. Assolutamente, Ottavio. Ecco, Vizzi rispetto a Sasatera Travidas forse ha avuto questa visione lunga del suo canto a tenore, grazie all'armontovato a Daniele Cosselli, leader e fondatore del suo gruppo di Munneluco. Ha imposto a questo arbato scompanzo, che poi in companzer de canto, companzer de crica, che cantaiana come in tutto Giarvidas, in Filleri, in Saspiazzas, esatto, Zio Piero, Zio Tancredi, Zio Battore, Sorbiatos, cantaiana come in companzer, in Bida, in Sarfestas, in Saspiazzas, in Filleri, però questo canto a tenore ha iniziato un po' a interessare, ecco che Zio Daniele ha dato una linea un po' professionale che ha permesso che in serietà di questo affente di poter viaggiare e piccare su canto nostro, su questo canto ancestrale in tutto il mondo. E poi gli affezionai di Peter Gabriel, dell'UNESCO che ha posto su canto tenore come patrimonio immateriale dell'umanità e tutto canto. Prima di cominciare a conoscere meglio questa domo della cultura, mi ha piaciuto a conoscere meglio su questo vicinato. Poi da questo luogo che io sapevo che si è ripresa, si è fatta sanfora, e tutto non è una domo scelta, appunto un scanto domo su un pari su vicino di Montemanno, no? Esatto. Il museo oggi è nato in Zicchinato del Montemanno, uno dei zicchinato più antichi dei Vizzi. È nato come struttura museale metà anni 90, 95-96, il comune comporta un viotto de domus abbandonatas, avezzas, decadentes, torrannelas in sestu.
E il museo in pratica nasce in un gurutto tancato, sono parecchie domande che daiano a questo guruteddu. E quindi gli italiani no, che diverse famiglie che condividevano la vita come ti è chiamata prima in passato. E il comune compra questo corrale di Saida, lo rende bene pubblico, dall'elettore dignitate. Una cosa molto importante è che il comune ha manteso in scrittura esterna proprio l'originalità di struttura. Su 1850. Esatto, più o meno siamo a metà 800 e quindi no, che si potete veramente aggradire l'architettura tipica vizzichese, l'architettura che è nata a Palazzo Funnacru. Visto che già domoso poi sono domoso che alzano un andamento verticale e grazie a esatto, la morfologia sul terreno nostro è montagnina, quindi provoca già domo dove crescere in artaia e andiamo male all'esterno come già domo campi danesi e sti diversi modo di costruire un esempio. Francesco Coloru che è della cooperativa Istelaia, no? Esatto. Quanto sei in questa cooperativa? Siamo 6 soci. E vosaltros contaisi, sfainas, di tutto il luogo della cultura vizzichese, esatto. Dunque da sul tenore, sul museo, su tanto a tenore, multimediale, ma sa domo della civiltà pastorale contadina, tutto canto, e poi invece su romanzese, sul sito archeologico del romanzese, che gestiamo sempre noi. Ecco, entriamo in questo mondo e noi si intrada a intre su canto a tenore, che è un canto fatto da 4 voci, da omini, 4 parti, che vosato conosce bene, ma la cosa bella di questo museo cariestica non si può scegliere ascoltare su canto a tenore, repertori, su tutto canto, biri a 11 punti posizionati, in quali parti della terra nostra ci punti scantatori a tenore. Questa cosa bella cariestica, contata tu, che si può dire ascoltare una po' una e sbocci. Esatto, innanzitutto voglio narrare Ottavio che i Devizi, grazie a questa amministrazione che bisogna è stata un po' lungimirante. Già in su 2015 hanno un po' cosa con una storia per arrivare. Certo. Già in su 2015 hanno l'UNESCO riconosciuto però prima via un patrimonio immateriale, il patrimonio dell'umanità, una parola metamanna. Chi sono sardo devono essere molto orgoglioso di essere stato il primo che su canto a tenore diventare patrimonio, un bene immateriale, non tangibile, che diventa riconosciuto in tutto il mondo, elemento che deve essere preservato, pulito. Ecco, in Sudamerica Kimber vizi contemporaneamente a UNESCO, a nomina di UNESCO, dà vita al suo museo multimediale di canto a tenore, una piccola struttura museale ma metatecnologica. L'idea è di permettere a suoi stranze che vengono a visitare Saida e a suo sardo scuro che non hanno grande conoscenza di suo canto, che non tutti sono sardo, sono sicchi su canto a tenore, che è retamentato questo. Deve un luogo di andare e scoprire questo canto, quindi scoprire ovviamente non si può accattare un tenore vero, certo. Che batto spesso un canta, si sente impegnate, stravagliane, non si può accattare se non il momento particolare della socialità di una ida, però no, che si arriva e si accattano e si stoppano. I sono sostotten, bisogna battere cantori virtuali, usiamo questa parola nuova che segnano usare adenanti del suo tempo. Esatto. Ma quindi, una cosa bella è che questo totem, questo su schermo, funti a misura dei uomini, dunque in noi è come che sia in noi fisicamente, esatto, su cantatori. No? Però questo, Ottavio, è il merito di uso un'altra parola stranza, upgrade, che noi abbiamo curato in pare a due società, Momotti e Nicolnieddu. Che è la mia. Esatto, quindi tu conosci come sta bene tutto il lavoro che besti impara. Abbiamo fatto un aggiornamento di questo museo, piccando il totem a dimensione umana.
quindi questa dimensione verticale e di vedere tutto il cantore. La particolarità del suo totem, per chi non conosce il canto, ma vinza per chi lo conosce, è il corso di andare a selezionare, a dividere le voci e a comprendere come da zone particolari, zone che piccano origine da contemplare, da ascoltare, esistere questa natura, sono della natura, poi sono sul meglio delle cervecche, sul meglio delle sorvoese e sul vento. Questo vento che non visita da 11 giorni dell'anno e che sicuramente ha ispirato anticamente queste persone sarde e quindi siamo i suoi basso, contra. E noi da spodere ascoltai una voce, tutti impari e poi dividere. Un attimino dividere. Ah. La cosa bella è che da due sono mescamente giù tenore, che è basso e contra. Due sono che diviso. Sono un po' anneoso a surricla, che sono gutturali, la particolarità del suo tenore è questo canto, questo suono gutturale. Che è forzato, ecco, la gula che lavora in un modo particolare. Non è una voce naturale. Esatto, che emette questa timbrica meta profonda. Ecco che da esunione si è creata un'armonia veramente incredibile, che ha che tremere sul coro. E poi questo sentino che fatti stranza, gli stranieri che non conoscono questo canto tenore, che posto dentro di questo tenore virtuale, ascoltando il prosa primavera, si sono emozionati, si hanno pronto. È proprio un corso a sistema, una cosa che normale tende a essere del millennio, una cosa veramente antica, ancestrale. Inoltre abbiamo la possibilità, in questo schermo, di vedere la terra nostra, la Sardegna, e una serie di gruppi sono vinti del canto a tenore, 20 iddas rappresentate. Non sono tutte le iddas in un basic canto a tenore, che è veramente difficile piccare tutto, sono più o meno una sessantina, o iddas centro Sardegna, che cantano a gallo a tenore. Però abbiamo un po' così rappresentativa, o mezzo sostraio, sul modo di cantare che non si dà o non si con un distretto territoriale presenta. Ecco, potevo iniziare ovviamente, siamo in Bizzi, da un tenore di Bizzi andiamo a su Remune Lucco. Narravo una cosa di importo, che sul tenore, non è sul tenore pansardo che è tutto uguale. Su canto a tenore esiste, su canto a tenore dei Bizzi, de Onne, de Orgosolo, dell'Odè, di Aunieri e tutto canto. Assolutamente. Dunque, cada uno dei gusti tiene un traggio cosa sua e dunque è completamente differenti su uno dall'altro. E dunque la bellezza di questo mondo, di questo canto, è proprio questo. Una ricchezza, una varietà veramente incredibile. Da vita, ma insieme a te si da puro. Basta a modo di cantare tra troppeddas, tra sente leggermente, quindi di sfumatura, che rende veramente particolare e unico e personale sul canto. Ascoltavo su Galinco una cosa, e ci bieso pure come è strutturato questo museo. Andiamo a uno ballo, ecco, ballo serio. Divina armonia dell'Uton, divina armonia così scurtendi, saoghe. E questo è il tenore. A chi usa una cosa? Toccarne a dalle due su solista. Si firma. Su Daniele lo firmiamo su. E no, questo è sul tenore, basso e contra. Mariedo su basso, su moglie Savacca, de su voe, e sa contra su meglio de serve. Ascoltiamo sa contra. Questa è difficile, già canta a pacco su cantatore de contra. Questo è un suono metallico. Per Giorgio, Mutu, Mariedo. Metà profondo su basso, su moglie Savacca. Sono particolari, gutturali. Posto si impara? Ecco, la natura che esiste. Due elementi importanti della cultura nostra. E il vento, però tutto deve essere orchestrato anche da un direttore, usando una terminologia un po' scolastica del suo canto. E quindi il direttore è un solista. A seconda della metrica, il canto può variare, potete accompagnare un ballo, quindi allegrare una esta,
oppure una bocca notte, oppure una serenata, o però vinse una cante mutos, protesta, o mutos, fatta varie tipologie di modo di cantare, a seconda della metrica della poesia. E ballo tutto differente, ballo Assolutamente, assolutamente. Balludillo. Questa ricchezza della Sardegna, che non è un'isola, è un microcontinente, abbiamo un patrimonio veramente incredibile, incredibile. La via da Sardegna quasi un continente, proprio di adere su questa ricchezza che teneva un noso. Non teneva di nai, ma la ricchezza culturale. Assolutamente. Questa è una cosa di importo. E dunque, questa cosa bella, entrare in questa domo della cultura, si permette di entrare in questo mondo del suo canto a tenore e conosci meglio, come te viu, ognuna di questa voce, si impari forma questa armonia e con il suo canto del suo solista, del sao, che diventa di avere questa magia bella del suo canto a tenore che ha incantato sul mondo e tutto, che UNESCO commenti a Gianna Francisco del 2005 da Picao come patrimonio immateriale, intangibili dell'umanità, ma un'altra cosa bella che noi con il suo canto a tenore è in qualche maniera esportare questa cultura del suo canto. Poi in Giappone, in Cina, in America, c'è questo tenore del Massachusetts, a Terue, che è stato ospite cosa mia. Dunque è una cosa di importo, perché non sei mai via una cosa che la Sardegna che ha sempre cantato, è cosa sua, ma non è mai, non ha mai dentro questa possibilità di cantare in altro luogo il canto nostro. Con il suo canto a tenore sul serio, poi con su UNESCO e tutto canto, e con questo che ha fatto su tenore Raimundo e Locco, con Daniele Cossello, con Peter Gabriel, che hanno fatto conoscere di Aderoso in tottue su canto a tenore. Dunque è una cosa che Aderoso di importo, bitti attenti. Un aneddoto, Ottavio, che ha già citato. Sono cantori di tenore stranzo, sono americani, sono giapponesi. Ecco, gli americani sono stati in bizzi puro. Hanno girato un po' diverse vite di Sardegna. Hanno cantato pari, che io pure canto a tenore. Se ne vedi che si deve cantare, ecco, siamo i suoche. E Sannossata è un villaggio santuario che abbiamo giù e si a festa e che si scombissia in maggio. E sono stato proprio un paio di anni fa che in Sannossata è un museo proprio come si canta da tenore, quindi hanno potuto assaporare il canto in suo luogo naturale. E stanno in pari, viene una tasserina, brullanne, ridenne e cantane. Caso canto anche amicizia, non si canta, già sente è sempre buona, sempre bella. E quindi hanno proprio toccato con mano di solo i teste, questo canto a tenore, e te batti in pala, che noi stiamo cantare, è uno stare in pare, e potremmo declinare la socialità in diversi contesti su questo canto a tenore. Si sta in pala, amicizia. Questa cosa di importo per cantare a tenore bisogna essere prima di rotto amigos. Assolutamente. Amigos, tocca essere amigos, dessa propria vita, si depinti conosci, depinti tenni d'ognuno, io penso che ad ognuno dei vizi o altro luogo, su cadenti questa tradizione manna, le canta a tenore, i spicciocchetti, su le cante conti spicciocchetti, su scintiggiare, si depinti diventare contra, basso, bocche o bocche. Cioè si nasce con questa cosa intro di ognuno delle persone, dei uomini di questa vita, e poi quando uno poi a mano, tiene talento, diventa cantore. Ma poi si può imparare srebili, samiganza, proprio questa assolutamente, uno deve trattare. Questa relazione. La gente deve trattare. E beh, l'armonia, batte armonia tra saffenti, se no la musica pure non potrebbe essere. Altrimenti non può essere. Assolutamente. Francesco, tu hai andato da questo domo, di questo vicinato del Montimanno, si svilupperà in artari e tutto canto. Dunque a me mi è da piacere, fai questa scala, se vuoi andare in soprano del andiamo a vedere a su. E andiamo a vedere da tutto Denesi, poi i turisti, i visitatori, i studiosi, i scienti, i universitari, i studenti e tutto canto, venite noi per conoscere meglio questo canto. E dunque se noi fate conoscere ai amici sulle cose belle, le cose belle che ci sono. Andiamo. Come lasciamo sostenere? Sì, lasciamo saluto e andiamo a su. No el debete giovane valente, no addes al femmina s'amore.
Francesco, questo apposento ci funti altre cose da importo e possa conoscenza del suo canto. Perché in basso io ho ascoltato su tenore tutto un pare, tutto i voci, una po' una e tutto canto, ma quando poi io cominciai a uscire la storia del suo tenore, poi l'ascoltai tutto il relato che ha fatto Marco Luzzu, che è stato un musicologo, che ha curato la parte scientifica di questo studio del suo canto a tenore. E che succede? Si arriva da noi, tieni di impostazioni, si cuffia, come ti funziona? Questa è un'aula namus didattica, per conoscere questo mondo del suo canto a tenore. Io so, si ascolta sul tenore, si ascolta sul tenore, però chi vuole comprendere, chi vuole approfondire questa metodologia del canto, basicamente gli studiosi, spizzini, schieni da ora, io ho capito milanese, no? Che sono stato tutto su Manzani, per dire, proprio cercare di comprendere questo mondo del suo canto a tenore e si può anche di no. Caso museo, noi stiamo in un'esposizione del canto, è un luogo in cui si può studiare e conoscere. Noi che abbiamo questa postazione, sì, che si narrano, in uno si siede, te pone la scuffietta, si può ascoltare e leggere. Abbiamo contribuito di studiosi importanti, abbiamo montato a Marco Luzzu, che saluto, che ha dedicato tanto tempo a suo canto a tenore e a nanne a contare e a descrivere questo mondo veramente particolare. Poi, come descrizione, noi su Deneus abbiamo prodotto un menù, esatto, Deus Scioperai, sì. da origini e diffusioni del suo canto, i sbogisi, la gestualità, la postura, esatto, occasioni, onde si canta, quando si canta, in cali logos, sa limba, itta canta, dunque i poesia, esatto, i temas, il repertorio. Castiai, c'è un mondo a entrare su canto a tenore che non pari bene, su mediadero, su una conoscenza manna. Dunque, in noi, la gente si vuole stentare tutto su mangiare, non c'è problema. Anzi, questo è un luogo che uno deve proprio dedicare una die, che riconosce perlomeno che volete studiare su canto. Si potete sedere in occhio e proprio andare a comprendere la profondità e i testi sul canto a tenore. Una cosa aumentava è ascoltare, potete piacere o non piacere, una cosa è comprendere sul canto, che è meta plus un particolare, è un mondo che si abiliti a tutto tondo, quindi andare a comprendere la società esalta, la società mesicamente pastorale esalta, in tutte le sue sfumature. Però questa saletta didattica, scusa Ottavio, mi incavasso, presentarne, è arricchita da una innovazione che abbiamo usato proprio hanno colato, su binditi dagli annali del 2020, poco prima di questa pandemia che nos è scoppiata in mano e nos ha bloccato veramente tutto. Che abbiamo aggiornato questo museo, abbiamo creato vinza zozuculos. I sono zozuculos che si accattano in questa saletta. Sono visori e questo schioi a visori di realtà aumentata e ti permettono questo zozuculos. Ponendolo in cara, sono un tipo di ozzales che noi poniamo, non sa che brincare come una macchina del suo tempo dentro di un luogo. Quindi è una cosa bella, per chi non conosce questo canto, per chi non è in Sardegna in questo momento, sul canto è espresso, ecco chi si accatta in un certo punto in un fillino. In una festa, in un luogo, a un si canta di adesso. In un si canta, quindi uno si accatta dentro una sala, bellissimo che abbiamo girato su filleri, quindi uno ponete, sozzale, su filleri, si gira. Poi questa ripresa è proprio a 360 gradi, esatto, dunque visitò a pizzo su un bacio, a pala, dunque questa cosa bella è proprio questa realtà che tu vivisi grazie a questa tecnologia che hanno inventato adesso. Quindi si sente a questa fattia, si sente chi canta, chi carregna, chi scambia e si vive. Questa è una realtà aumentata, virtuale, però pare bello di stare dentro di una piazza che sono ballerino e su tenore che accompagna sul ballo. Bellissimo, bellissimo. Su filleri, si spuntino. Una cosa sono cose veramente in creia, che hanno su tenore puro accompagnata la cerimonia religiosa. Quindi ascoltare questo tenore e cantare in creia, che sono canti tipici, so Robert de Natale, un esempio, o Atero,
che accompagnano la messa. Dunque, può tornare a pensare come te fatto questo museo, si arriva da Into, ci punti un scanto cosa del zio Daniele che fa su Sabbatteri, poi è in pensione, pensa a cantare e quando ha fatto di scuola de Sabbatteri ha posto in noi Esatto. ad regalare al suo museo tutte queste cose che si viene di noi e dunque si arriva nel suo primo apposento a un dio più prima e ci punti i cantori, i tenori e in cui si ascolta su canto tutto un pari e con i voci separate. In noi, in suo primo piano, e ho questa parte didattica, a si può entrare in conoscenza, si può ascoltare lezioni di Marco Luzio e altri storici, etnomusicologo e tutto canto, poi è una realtà aumentata con i Oculus e poi mi pare che c'è un'altra cosa che si dà in porto, Esatto. poi si vuole ascoltare, non ha udotto, in bacio ci punti vinti, in noi non scanto tanti, e c'è stato filmato su te? Sempre De Cantores a Tenore, è un'opera molto importante che ha fatto il tempore Giunione Sarda, l'enciclopedia di suo canto a tenore, quindi abbiamo questo filmato, scusate la parola, un lupo che gira continuamente, certo. Andando a presentare gli otto del gruppo che cantano. E quindi arricchire di più questo patrimonio importante che abbiamo di Sardegna, dei cantori, dei Iddas, Zasiddas, è un patrimonio donfildato, questo patrimonio che dovete colluire e condividere, e mescamente condividere in tutto. E quest'opera invece che si viene di noi? Quest'opera è un'opera che è stata donata sul museo, la dovevamo giocare il sistema Revene, è arrivata dai Pacco e sono in pratica cantori. Dunque, noi abbiamo una parte scetti e mi ha da pragi serrai questa trasmissione in un'altra posenteddu a undi sempre si può di conoscere, ascoltare, bere uno scanto cosa che ci funti di importo umano. Però questa cosa che devo immavollinare a amici che seguono questa trasmissione di cose belle che antipio, che ad ogni gira, ad ogni domenico noi facciamo bere un museo della Sardegna. Due scombinaus avvenni in noi, ma ci dobbiamo dedicare tutto una diri, da mangiare, fino a posti pranzo, fino a merì, poi c'è questa possibilità di avere di conoscere questo mondo, le tradizioni di canto che tenevo su noi in Sardegna, che poteva essere unica in suo mondo, poi sta in suo mondo ci punti altre cose di importo, belle, come le nostre, ma dei gusti da tenere scettinoso o qualunque cosa che da simbilla da manno è come su canta tenore sardo. Dunque è un patrimonio che da conosci meglio e a difendi, divulgare come si fa dentro vosotros. Dunque Francesco andavo su un cunice e serravo su un cunice. Andavo. Beh, questo apposento è, poteva una sala cinema, Francesco. Esatto, sala cinema. Cineforum. Per noi c'è questa possibilità di essersi bene, tranquillo e ascoltare e bidi. Questa saletta, che è una saletta dedicata a survideos, permettiti sempre a suo visitatore che a non scattare e scoprire gallo di più su questo mondo particolare. Quindi sono contributi del gruppo che cantano, ma non solo dei studiosi, per esempio Mielino Pira che è data del suo mondo pastorale, del suo canto, ma vinta videos Bacchiso Bandino. Bacchiso Bandino e ripresa attas in suoi anni 50, 60. Proprio mostrarne i cantori di questi anni, quindi è sempre andare a sa circa del suo canto a tenore, dai commentiti, dai commenti evoluti in suo tempo, e questo è sempre vivo per fortuna, è UNESCO non l'ernanne, è vivo e mantenetelo vivo, quindi è una cosa che cambia per il suo tempo, il traio di prima non è il traio di oggi. Bata piccola modifica, ma questo che narrare solo chi tenore è io, chi sa sente lo pratica, è orgogliosa di lo praticare e a si chi lo praticare. Bene, e noi si può ribivi e conoscere tutte queste cose, poi ci punti tutto sconto, è un nao, Bacchiso Bandino, altri studiosi che hanno iscritto meda e contato meda adesso canto a tenore e dunque
in noi c'è questa possibilità di ascoltare testimonianze dirette. Bello quando Daniele Cosellu conta da commenti via da suo canto a tenore in santo, commenti a combattere quando ci vianta in modo a noasa e dunque commenti invece si punta a rinnescere su 78 a mantenere questa tradizione e oggi grazie a Dio è un nao che in Sardegna ci punti di adero su medasa formazioni di canto a tenore, meda idasa antidorrao a pinnicai e bogai a pillu questa tradizione cosanzolo. Dunque venendo in Bizzi visitare questo museo, questo domo della cultura, poi in questo vicinato ci fu un teatro museo etnografico, civiltà di pastorali, ogni che si sia cosa bella già cesti. Dunque devo dare grazie a questa cooperativa Estelai, questo Raballo Mannu Cavainti, a Francesco Coloro, grazie a voi. Questo bello convito, con questa bella possibilità. E con vosaltros si va a pregere, Domenico Chibeniti, noi su questa Barbagia de Nugoro si ritorrauso in Bascio, in Sardegna, e andai in Trecenta, a Ottacesus, poi tengo che c'è un bello museo del Sudrigu e c'è un apposento dedicato poi a un suonatore della UNED, un suonatore in manno, de Inzando su Dionigi Burranca. Dunque, se si va a pregere, se lo sapete, con cosa bella, sa Domenico Chibeniti e de Ortacesus con il museo del Sudrigu. Grazie a tutti e a Sibili con saluti. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.